Salve a tutti, oggi vi farò vedere la mia piccola collezione di stampe d'epoca. Cominciamo da questa. Scusate i riflessi, ma sono messe nei quadri col vetro e preferisco non toglierli. Allora, questa è una stampa del 1834 del De Norvis, scusate non ricordo, NDE di Parigi. Appartiene alla pubblicazione Italia pittoresca e tavole storiche descrittive dell'Italia, della Corsica, delle Baleari, di Malta, della Sicilia e della Sardegna. Qua possiamo vedere una scena dove dei cavalieri conducono due prigionieri. Eh, la particolarità del cavaliere in primo piano, un attimo il fuoco, eccolo qua, con un cappello, con un copricapo a tesa larga, molto larga rispetto a quello che conosciamo, ha sicuramente un abbigliamento decisamente arcaico rispetto a quello che conosciamo noi. Andiamo avanti. Adesso passiamo a tre stampe del 1832. Queste stampe sono state rappresentate in diverse pubblicazioni. Qui abbiamo una scena agricola di allevamento. Dicevo, queste stampe sono del Vernier, il disegnatore, l'incisore è il Chaillot e l'editore è Lemaitre. Ripeto, queste stampe sono state utilizzate per diverse pubblicazioni. Questa nello specifico è una pubblicazione che ha delle sovrastampe in spagnolo, lo possiamo vedere qua, se riusciamo a mettere a fuoco, eccolo qua, Agricultore Sardos. La stampa originale è francese e c'è la sovrastampa in spagnolo, Sardegna, infatti vediamo. Qui vediamo una scena appunto di allevamento con un aratro. Scusate se ondeggio un po', ma mi risulta un po' difficile cercare di eliminare i riflessi del vetro, eccolo qua. Comunque notiamo il carro con le ruote ancora piene, decisamente arcaica rispetto alle nuove tecnologie che c'erano già all'epoca. Questo bel signore con berrita mastrucca. Andiamo avanti. Qui abbiamo una scena con dei personaggi maschili, vediamo i vari abbigliamenti molto interessanti, alcuni come questo dovrebbe essere, come questo cappottino che conosciamo in utilizzo in molte parti della Sardegna. Andiamo avanti. Questo è particolare, che rappresenta le nozze sarde campidanesi, non è altro che la rappresentazione che fa il Cominotti per l'Atlas del viaggio in Sardegna della Marmora, però specchiata. I personaggi raffigurati sono i medesimi scusatemi, della stampa del Cominotti, però qua la vediamo come se fossimo dall'altro lato della stampa. Possiamo notare in particolare la donna con l'abito di gala col capello a cilindro, che ormai, vista da quanto è stata illustrata nelle varie conferenze, non c'è più praticamente nulla da dire, se non di continuare a controllare i dettagli per vedere quali sono le particolarità di questa foggia rispetto a quelle successive. Ripeto, anche questa fa parte di quella pubblicazione, poi con la sovrastampa in spagnolo che vediamo qua su e qua giù. Mettiamo, non riesco, ecco,
Eccolo qua, Bodas Sardas, nozze sarde. Altra pubblicazione, questa è anche questa è del 1834, Italia pittoresca. Anche qui ci sono tantissime pubblicazioni che ritraggono queste stampe, in questo caso abbiamo San Luri. Ci avviciniamo un po'. Non c'è bisogno che le illustri tanto perché sono comunque stampe molto conosciute in ambito dello studio dell'abbigliamento tradizionale sardo. Qua abbiamo Oristano. Cerco di rimanere un po' fermo. Eccolo qua. E qua abbiamo Cagliari, con una veduta della città in lontananza. Abbiamo un allevatore con i buoi che sta arando un campo, un ortolano e un lattaio, un acquaiolo probabilmente, non un lattaio. Qua possiamo vedere che queste figure sono in realtà prese da altre iconografie che conosciamo benissimo, del Tiole, del Cominotti, del Baldassarre Luciano in seguito, poi che riprese queste iconografie anche lui e il Pittaluga. Adesso una molto interessante, questa è un'incisione del Gonin di un abitante del Campidano. Questo è del se non ricordo male, 1869, dice Foggie Italiane, abitante del Campidano, Sardegna. Qua possiamo vedere un abbigliamento decisamente arcaico, probabilmente antecedente al 1869, con ad esempio vediamo il corpetto a un'azza, il giubbino che ancora usa la bottoniera come il miliziano di Cagliari ancora oggi, ma che è in uso soprattutto nel nord Sardegna ancora oggi. Comunque è una stampa abbastanza interessante. Vediamo qua il copricapo, la camicia ancora di foggia arcaica senza colletto, un bel cinturone. Le scarpe con le fibbie d'argento, erano tipiche del primo periodo in uso dell'abbigliamento. Le vediamo soprattutto nei pescatori cagliaritani, nelle iconografie dei pescatori cagliaritani dei primi dell'Ottocento. Un bel pezzo anche questo. Poi ho due stampe del Martelli del 1890, questa è la prima, dei pescatori di Cagliari. E qua, questa è la tavola 3. Edite da Giusti, stampate da Giusti di Firenze. Litografie di Guarini. Prese da fotografie colorate dal vero di Ugo Martelli. Per capire quali sono le originali dalle coppie dobbiamo controllare le dorature e le argentature dei bottoni e dei gioielli. Se queste sono evidenti, la stampa è autentica. Posseggo un'altra stampa del Martelli che purtroppo non ho spazio in casa e non la posso appendere, ce l'ho conservata, eccola qua, di Orune, molto molto bella anche questa, un bel
bel inserimento in una casa tipica. E qua abbiamo 4 foglie dell'abbigliamento: costume giornaliero, costume ordinario, costume da vedova, costume festivo di lusso. E anche qui, se potete vedere, se mi sposto si vede in rilievo le parti argentate, quindi anche questa sta a significare che la stampa è autentica. Come stampe autentiche ho finito, vi faccio vedere solo questa che è comunque una bella stampa, ma è probabilmente una riproduzione. Eccola qua. È una riproduzione perché l'originale sono sicuro che ha la stessa grandezza delle prime che vi ho fatto vedere. Qua è stata ingrandita e colorata ed è una stampa che è stata presa da una stampa del disegnatore Chasselas e dell'incisore Rouargue, dell'editore Audot, del 1835, Sardegna Costumi del Nord. È una coppia di immagini, di cui questa è solo una delle due, in questo caso rappresenta dei appunto i costumi del Nord. Anche qui ci sono delle iconografie conosciute come la signora Sassarese, che è raffigurata anche dal Tiole e da altri, dal Pitaluga. Insomma, questa è la mia piccola collezione. Se vi è piaciuta, mi fa piacere. Grazie a tutti.